Il Piave è una bomba a orologeria. Se nel 2018 con metà acqua del 66, qui a Fagarè, dopo che hanno alzato l'argine di 70 centimetri, per 10 centimetri non tracimava, questa è la dimostrazione, avendo metà acqua del 66, questa è la dimostrazione, è la prova provata. Questa è l'analisi del Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi a tutela del Piave, quanto mai attuale dopo il disastro che ha colpito le popolazioni dell'Emilia-Romagna, un dramma provocato dalle abbondanti precipitazioni arrivate dopo mesi di siccità. In poche ore è caduta una quantità di pioggia pari alla metà di quella che solitamente si registra in un anno. Non vi sono state le conseguenze tragiche della vicina Romagna, ma anche in Veneto si sono verificati fenomeni significativi. A maggio, in 13 giorni su 15, sono caduti mediamente 130 mm di pioggia, valore superiore a quello medio dell'intero mese stimato in 115 mm. Ad oggi dunque si registra una situazione di surplus pluviometrico rispetto agli apporti attesi a fine mese. Di fronte ad eventi atmosferici eccezionali, i fiumi rimangono gli osservati speciali, oggi come in passato, quando le piene del Piave si ripetevano nel tempo, come documentato da carteggi appartenuti a Vittorio Emanuele II. I rischi però nel corso dei secoli sono aumentati, basta analizzare i dati rilevati dagli ingegneri idraulici sull'innalzamento del livello del fiume. Dal 2000 al 2020 la media del Piave, parlo da Ponte del Piave fino a Ponte de Fener, di 3 metri, dai 3 metri, 3 metri e mezzo. L'Ovadina, lei sa che sopra il ponte dell'autostrada a monte, adesso ci troviamo circa 1 metro più alto del piano campagna. Alcuni anni fa eravamo 2 metri più basso. Qual è il problema? Se rompe là, Treviso è matematico che va sotto acqua, perché da Ponte della Priula a Treviso c'è un dislivello dai 45 ai 50 metri. Per limitare i danni di eventuali esondazioni, in passato era stata progettata la realizzazione di 4 grandi casse di espansione. Zanardo preferisce non entrare nel merito, ma mette sul tavolo una possibile prima alternativa. Si poteva tentare una più in giù, dove c'era navigabilità più piccola, a vedere se funzionano. Perché le vasche di espansione sono state concepite subito dopo l'alluvione del 66, oggi il Piave non è più quello. La pulizia dell'alveo del Piave resta però per Zanardo il vero principale intervento da attuare. Noi dobbiamo pulire il Piave. Dentro l'alveo deve essere scevro, libero dalle piante, ed è quell'apporto di materiale che deposita. Pulizia che veniva effettuata già ai tempi della Serenissima. Una volta dovevano pulirlo col badile, oggi abbiamo i mezzi meccanici che possiamo fare molto. Certo, non è che si risolva al 100% la sicurezza, ma l'80% sì.